Telespettatori, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme le Persone Miso Veneto. Volevo, prima di entrare nel vivo della puntata, ringraziare i numerosi telespettatori e le numerose manifestazioni di vicinanza che riceviamo sempre volentieri. Qualche critica va bene, ovviamente l'accettiamo anche quella, volentierissimo. Insieme alle Persone Miso Veneto sta diventando un riferimento per questo percorso che ci deve portare all'autonomia. Questo percorso alla ricerca della nostra identità veneta, che è il primo passo, lo dico sempre, sono fermamente convinto di quello che penso, che è il primo passo per arrivare poi all'identità. Riscopriamo i nostri valori. I nostri argomenti di stasera: autonomia, una strada in salita, punto di domanda, 1866-2017, 150 anni di inganni. Ho usato apposta questo termine molto forte. E abbiamo qui, come vedete, se Marco riesce a fare una globale, il 16° reggimento, un viaggio nella storia. Andiamo un po' indietro nel tempo e riospitiamo il 16° reggimento. Cerchiamo di capire molto di più anche della storia attraverso anche i costumi. Bene, questi argomenti li vediamo, li sviluppiamo, li trattiamo con i nostri ospiti, che la nostra gentilissima Elisa ci dice quali sono. Benvenuta Elisa anche a te. Grazie Vincenzo, buonasera e buonasera ai nostri affezionati telespettatori. Parto subito con il presentare i nostri graditissimi ospiti, la signora Simonetta Rubinato, presidente dell'Associazione Veneto Vivo. Buonasera. Buonasera a lei. Marcello Bano, vicepresidente provincia di Padova della Lega. Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere qui con noi. Ettore Beggiato, studioso nonché storico. Buonasera. Buonasera e ben arrivato. La Giustina Regnier, attrice, Associazione Incantarte, nonché vicepresidente del 16° Reggimento Treviso. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. E Luciano Dorella, presidente del 16° Reggimento Treviso. Buonasera ai nostri affezionati ascoltatori. Bene, ecco, benvenuti. Ecco, prima di entrare un po' nell'argomento, avete visto ci sono qua i soldati vestiti, diciamo, con le uniformi, poi magari Luciano Dorella ci spiegherà bene, anche la Giustina Renier con un vestito d'epoca. Quindi però prima di entrare, diciamo, nel vivo di queste situazioni, parliamo un po' di storia, quindi con Beggiato andiamo un po' a rievocare. Io ho parlato di inganno, Beggiato, cioè raccontiamo, ecco, magari chiedevo anche a Marco di andare avanti un po' con le foto che abbiamo raccolto. Lei su che cosa è andato a indagare? Cioè, perché l'inganno di questi 150 anni? Ma io sono andato a indagare, a studiare, a approfondire il momento topico della vicenda e quindi l'annessione del Veneto all'Italia. Ho scritto appunto un saggio che si chiama 1866, La grande truffa. Sono arrivato alla 5ª edizione, questa è proprio fresca di stampa, con la postfazione di Lorenzo del Bocca. Perché la grande truffa? Perché fondamentalmente fu una truffa pesante, pesantissima, nel senso che i nostri veneti andarono a votare quando tutto era già stato deciso, e non lo dice Ettore Beggiato, ma basta sfogliare la Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1866, nella quale viene scritto che il Veneto è già stato passato all'Italia. Quindi i veneti vanno a votare il 21 e 22 ottobre 1866, quando tutto è già stato deciso. E questo è scritto sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. Se voi da casa andate su Google e scrivete Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1866, ve la potete leggere, scaricare e fare tutto quello che volete, in modo che toccate con mano che queste non sono fanfaluche, ma sono documenti storici inattaccabili. Questo nonostante che alle spalle i veneti avessero un trattato internazionale nel quale si diceva che toccava ai veneti decidere del loro futuro. Un trattato internazionale firmato a Vienna il 3 ottobre 1866 fra Italia ed Austria. Purtroppo la storia è andata così, però credo sia giusto ricordare tutto questo, perché praticamente già nel 1866 i veneti avevano quel famoso diritto all'autodeterminazione che ancora oggi lottiamo per vederci riconosciuto. E questo è un altro aspetto estremamente moderno, che mi sembra quanto mai giusto e doveroso a sottolineare. La nostra
La lotta del popolo veneto non è un qualcosa, un sfizio o una moda, è una lotta, una battaglia che dura ormai da un paio di secoli e sempre i veneti hanno tentato in tutti i momenti della loro storia di alzare la testa e di reclamare forme più avanzate di autogoverno. Quindi non nel 2019, ma se noi andiamo a leggere cosa dicevano e cosa scrivevano parlamentari eletti nella nostra terra, parlamentari eletti nel Partito Repubblicano, è il caso di Guido Bergamo, eletto a Montebelluna nelle fila del Partito Repubblicano. Nel 1919 Bergamo diceva: siamo nel Veneto, a Montebelluna, il governo centrale di Roma, questo governo di filibustieri, di ladri e camorristi organizzati, non si accorgerà di noi se non ci decideremo a far da noi. E ancora, ora basta. Il problema veneto è così acuto che noi da oggi predicheremo la ribellione dei veneti. Cittadini, non paghiamo le tasse, non riconosciamo il governo centrale di Roma, cacciamo via i prefetti, tratteniamo l'ammontare delle imposte dirette del Veneto. Siamo nel 1920, quindi un secolo fa, ma anche prima c'erano stati svariati tentativi per accrescere quel livello di autonomia, di autogoverno, chiamavano come volete, adesso si parla anche di indipendenza, ma il concetto base è l'autogoverno, forme più avanzate, forme più moderne, forme più europee. Se noi guardiamo quello che succede in tutta Europa ci rendiamo conto che i popoli che hanno un minimo di coscienza della propria identità, della propria storia, lottano per conquistare un po' più di autonomia. E quindi è sacrosanta questa battaglia ed è indecente l'atteggiamento che hanno certe forze politiche, certe aree che non vogliono non vogliono riconoscerci questo che è un diritto. Beh, certo, poi alla fine mi viene da pensare questa linea storica immaginaria fra il 1866 e il referendum di 2 anni fa, cioè alla fine anche ancora una volta il Veneto ha dovuto affermare, diciamo, in un certo senso all'opposto la propria identità, quindi 150 anni fa, fra virgolette, buggerato, oggi ancora che deve lottare per darsi un'identità. Certo, teniamo presente che non so se sia stato voluto o meno, il referendum si è svolto, il referendum moderno, diciamo, il 22 ottobre, quindi proprio l'anniversario del referendum del 1866. E anche lì abbiamo dovuto lottare 15 anni. Io ero in consiglio regionale quando nel 1991 avevamo approvato all'unanimità una proposta di legge per svolgere un referendum consultivo, perché qui non si tratta di decidere niente, non è come in Scozia. Qui si tratta di referendum consultivi e il democratico Stato italiano non ne ha mai voluto sapere, perché solo per fare un referendum consultivo abbiamo dovuto lottare quasi 20 anni. Quindi anche questo... Scusami, anche quello scozzese era consultivo? No. Era consultivo sull'indipendenza. Sull'indipendenza, ma se votavano sì, però... poi ci sono le scelte politiche, ma la forza del referendum consultivo è grande anche nel nostro caso. Scusami, volevo solo precisare. Sì, ma è un po' come la storia della Brexit. Se la Scozia votava a favore, si arrivava all'indipendenza della Scozia. E questo dimostra ancora una volta che c'è una profonda differenza fra la cultura, la logica, in qualche modo mediterranea, latina, e la cultura e la politica anglosassone, perché è la stessa cultura democratica che ha fatto sì che, per esempio, in un paese che si chiama Canada, libero, democratico, civilissimo, hanno votato per ben 2 volte sull'indipendenza del Quebec e non è successo niente. Io ero a Edimburgo quando hanno votato per l'indipendenza della Scozia. Hanno vinto democraticamente i no e la cosa è stata accettata da tutti. Certo, però ecco, lei che ha studiato la storia meglio di noi, e ne sa più evidentemente di conseguenza di più,
Ecco, le chiedo in maniera diciamo provocatoria, quali sono le azioni che deve fare un popolo per affermare questa sua identità? Perché ovviamente nella storia, la storia ci ha insegnato che ci sono state anche forme di autodeterminazione. Però cosa consiglierebbe? Mettiamo che di tornare per un giorno indietro, per un minuto indietro di 150 anni, cosa consiglierebbe al Veneto di oggi di fare? Guardi, c'è una via sola ed è la via democratica. Intanto sgomberiamo il campo da fughe in avanti. La via democratica, come abbiamo visto in tante parti d'Europa, a partire da Catalogna, per arrivare alla Scozia, per arrivare ad altre realtà, presuppone che ci sia una volontà forte, fortissima del soggetto, del popolo veneto. E quindi io conosco solo questa via. È una strada, se vogliamo, lunga, ma è l'unica strada che ci è permessa anche nel contesto europeo del quale il Veneto fa parte. Io mi riallaccio sempre al contesto europeo. Quindi si tratta di riscoprire la propria identità, è un percorso lungo ma è molto sicuro, e si tratta di lottare perché noi abbiamo una grandissima arma in mano che è la matita copiativa quando andiamo a votare. Ecco, questi sono i mezzi che sono fondamentali per la nostra gente, per il nostro popolo, e continuare quotidianamente, perché è una lotta che va portata avanti quotidianamente. Sono spazi che dobbiamo conquistarci quotidianamente. Il grande Fra Paolo Sarpi diceva: la sovranità non si rivendica ma si professa, quindi dobbiamo professare questa sovranità, ognuno Benissimo. nel nostro piccolo, nel nostro ambiente, quotidianamente. Sono assolutamente d'accordo con lei, quello che noi cerchiamo di fare con questa trasmissione, tenere viva e ovviamente alimentare, nel rispetto della democrazia, delle leggi ovviamente, la coscienza del popolo veneto. E noi, infatti l'invito che facciamo spesso anch'io come Beggiato è quello appunto di dire ogni giorno facciamo anche noi qualcosa per l'autonomia. Bene, adesso c'è la pubblicità, vero Elisa? Oppure... Assolutamente sì, adesso lanciamo la pubblicità, dopodiché torniamo in diretta qui insieme ai nostri ospiti. Grazie, a più tardi. Nuovo Renault Kadjar Escape to Real. Tuo da 250 euro al mese con anticipo zero, anche domenica.
Ben ritrovati, siamo di nuovo in diretta, sono le 21:16 e prima di proseguire con le tematiche interessanti di questa puntata vi voglio ricordare che da oggi è attivo un nuovo servizio. Potete inviarci dei messaggini con le vostre domande e i vostri commenti. Saremo felici di rispondervi in diretta. Il numero al quale inviare il messaggino è il 320 9516 773. Vincenzo, a te. Bene, ripetiamolo ancora il numero, Elisa, così per chi magari avesse solo adesso acceso il televisore. Assolutamente sì, 320 9516 773. Benissimo. Ecco, allora grazie Elisa, innanzitutto beggiato molte delle cose che lei ha detto, ci hanno ricollegato indietro nel tempo, ricollegato quindi a questa identità, questo percorso che alla fine non è mai finito in definitiva. È giusto anche creare questa linea di unione del tempo. Il tempo è prezioso, è un bene primario, però deve anche ricordarci che la storia ci dà insegnamenti quotidiani. Luciano Dorella, presidente del 16° Reggimento Treviso. Lei è stato già il nostro ospite qui in trasmissione, la riospitiamo volentieri. Ecco, vediamo un po', ripercorriamo, perché poi veramente quella puntata è stata un successone, quindi ci hanno chiesto in molti di rivedere l'esercito all'opera. Ci vuole un po' raccontare cosa fa questo esercito in giro per il Veneto, a rievocare la cultura di un esercito importante che ha conquistato anche spazi nel Mediterraneo importantissimi. Sì, grazie del nuovo invito e come l'altra volta riprendiamo la puntata, diciamo, sulla storia dell'esercito. Questa sera vi faremo vedere, oltre che le divise, specificheremo anche un po' le divise della storia veneta. Queste che adesso noi andremo a vedere sono le ultime divise indossate dai reggimenti veneti, quindi 1797. Per l'esattezza siamo già verso l'anno della caduta della Repubblica. Questo esercito che vedete alle mie spalle, che poi presenteremo, è l'ultimo che ha combattuto contro le truppe francesi, vincendo 2 battaglie. La terza che stavamo vincendo purtroppo, quella sostanzialmente della Croce Bianca a Verona, ha voluto sì che la fortuna dei francesi è stata di colpire la Santa Barbara del deposito delle munizioni e facendo saltare con un'enorme esplosione l'intera carica. Sostanzialmente la linea di difesa che doveva tagliare l'invasione francese verso Verona purtroppo viene battuta e da quel momento là il Senato dirà di fermare il movimento delle truppe venete, purtroppo perché metà del Senato era già corrotto e questa purtroppo è storia, è una realtà. Ma in realtà gli uomini si sono battuti bene e i veneti hanno vinto per ben su 3 scontri 2 volte contro le truppe napoleoniche. Adesso mi alzo solo un attimo e andremo a presentare le divise. Allora, il reggimento è composto da 150 unità, diviso tra artiglieria, cavalleria e fanteria. Noi lavoriamo su tutti i territori veneti, abbiamo fatto fino adesso 310 comuni dei 580 e questi che adesso sentirete sono gli ordini di fanteria e sono gli ultimi ordini adottati dal manuale militare di Verona, del manuale Salimbeni 1792. Ovviamente sono in lingua veneta, anche in lingua particolarmente antica da questo punto di vista, come sentirete certi modi di dire che non si usano più. Comunque sarà molto interessante per il pubblico. Prego i nostri fanti, posto! Al posto del colpo di tamburo io dirò il numero 1 perché si usava il tamburo. Fucili, spara! 1! Fucile al petto, 1! Quarto di giro dritta, dritta, 1! Lotto in marcia! Sacca! Sacca! Marcia! Sacca! Segna il passo! Oh! Alto! Quarto di gira dritta, dritta! 1! Così in parterra, 1! Allora, quello che noi possiamo vedere qui, partendo dal più alto che vedete, quindi il cappello del granatiere, che è in fondo all'altra parte, esattamente grazie alla regia. Quello che potete vedere, la prima divisa che voi vedete è una divisa da fanteria di linea del 16° Reggimento Treviso, in questo caso è il granatiere. Si riconosce perché è il famoso cappello in pelo d'orso, in questo caso è volpe nera,
e soprattutto di fronte si trova il portagranate, la tasca centrale che voi vedete, armato con quella cosa strana che vedete sul bordo bianco che lui porta. Quella cosa di ottone è il miciariol, cioè un oggetto che serviva ad accendere le granate per poi lanciarle. Erano gli unici uomini, la truppa d'élite di ogni esercito, ed erano alti 1,80 m in su, che era già una cosa incredibile. Dovete pensare che quel Veneti a quel tempo erano di media dal 1,50 m al 1,60 m. Poi il secondo invece che vedete e il terzo sono divise da fanteria, sempre di linea, però in queste cose sono fanti, con il cappello di ordinanza, con la placca in ottone, e invece con la famosa scuffia, cioè il cappello da riposo, che vedete è il berretto che indossa il fante con la barba. Ed era tipico per l'epoca usare sia avere anche la barba e avere anche le sciorne, cioè il moretto. Il moretto era altro che un orecchino d'oro, dove in realtà questo veniva, l'oro che trovavano, che rubavano sulle battaglie che prendevano, se lo fondevano, se lo mettevano sulle orecchie, e questo serviva al compagno in caso di morte, perché lo davano alle famiglie per seppellire i morti, quindi per pagare il costo del funerale. Andiamo avanti con la carrellata, subito dopo troviamo i famosi schiavoni. La divisa blu che voi vedete qua del fante è il famoso schiavone. Li avete già sentiti come riva di Schiavoni a Venezia, dove questi venivano arruolati e smistati poi nelle caserme. Questa in caso è la divisa da battaglia, cioè quindi non la divisa rossa che si vede di solito, che è la divisa da parata. Usava la famosa, se il fante può far vedere, la famosa spada schiavona, prego il fante, era di lama larga e molto pesante, questo serviva per i corpo a corpo finali, e poi in più aveva questa corta che vedete, che è un'altra sciabola corta sempre per il contatto corpo a corpo, e in più il fucile d'ordinanza. Questi erano generalmente truppe come le prime, che invece erano truppe stanziali, cioè di forti che provenivano dalla terraferma, quindi dalle città di Bergamo, Brescia, Verona e via così, quindi tutta anche la parte interna veneta. Invece gli schiavoni erano dalla parte della Dalmazia, infatti si chiamavano oltremarini, cioè al di là del mare, oltre il mare, oltremarini, ed erano di nazionalità ovviamente albanese, greca e dalmata, soprattutto dalmata. Poi andiamo più avanti ancora, l'ultima divisa vicino a me, che vedete, questa invece è la cavalleria, e sono i famosi croati a cavallo, era la cavalleria leggera veneta, erano di nazionalità croata, albanese o greca, lo stesso, vivevano nel territorio ovviamente emessi come di controllo come gli schiavoni. Ad esempio a Padova, nel caso degli schiavoni, c'è stato un aneddoto che addirittura a Padova dovevano essere stati allontanati dalla città per le continue risse che loro provocavano. Stessa cosa valeva per i croati, molto aggressivi, molto, si chiamavano brate, fratello tra di loro, sì, croati che gli schiavoni, però erano molto aggressivi, molto attaccabrighe, ed era difficile per la Repubblica tenerli a bada nei territori dove loro dovevano fare servizio di guardia. Però dall'altro canto loro erano molto legati e fedeli alla Repubblica, ma allo stesso tempo erano molto grandi combattenti. Tanto è vero che sono sempre gli ultimi che, oltre al reggimento Treviso e altri reggimenti, si scontreranno contro i francesi, tant'è che Napoleone metterà l'obbligo che prima di entrare su ogni città i reggimenti di schiavoni e di croati dovevano uscire. Questa la vedete, è una tenuta come, nel caso come noi vediamo in altre, in realtà somiglierebbero molto agli ussari, ma erano quasi come gli ussari, con la classica sciabola corta. In questo caso lui avrebbe avuto anche, prego se vuole mostrare la sciabola, a lama corta e curva, la classica, e questo era per il corpo a corpo. Ovviamente andavano a cavallo e avevano 2 pistole, oppure la carabina corta. Prego Ernesto. Adesso andremo con gli ultimi movimenti, e quindi sentirete gli ordini, faranno il presentatarmi e gli ordini alla veneta. Posto! Alto! Larmi! Uno! Così! A malone! Presenta! L'arma! Metta il grido! Partera per mar! Partera per mar!
Ecco, quello che avete visto è il classico movimenti per il fucile, ovviamente per gli onori militari. Questi erano gli onori per le autorità straniere e per le bandiere straniere, mentre erano diversi gli onori per le autorità civili e militari venete e per la bandiera dello Stato Veneto. Adesso riprenderanno posizione, prego i fanti, fucili, spara, 1! Fucile al petto, 1! Quarto gira Sanca, Sanca, 1! Via. E come abbiamo visto, anche l'esercito veneto esisteva. Se vogliamo inquadrare, giusto dietro al nostro amico e grande amico Vincenzo, ha invece una corazza da fanteria, da cavalleria, la famosa corazza dei corazzieri veneti, ed era, come per tutti i corazzieri dell'epoca, sia francesi che austriaci, questo ricalcava molto quella austriaca, perché dobbiamo sapere che si utilizzavano soprattutto le divise dell'epoca austriaca, perché lo Schulenburg, che fu uno dei grandi comandanti ed era un prussiano, rifarà nel 1788, si rifaranno tutte le divise, e dal 1747 al 1788 si cambierà, oltre che il colore del bianco che passa a blu, ma diventeranno in stile prussiano, perché erano le più pratiche. E quindi prenderemo, nel caso dei corazzieri, l'unica differenza dei corazzieri che vediamo anche attualmente, avevano in realtà non il copricapo col leone e quindi con la criniera, come hanno i corazzieri moderni, oppure anche quelli del 1800 e 1700, ma bensì avevano il tricorno, erano l'unico corpo stranamente dotato col tricorno. Penso che comunque sia stato solo voluto per un contenimento delle spese. Bene, Dorella, allora innanzitutto ecco, mi sono spostato giusto anche perché comunque questa corazza vi posso dire che è veramente bellissima, spero che in televisione si veda, ma vi posso garantire che è stato veramente vibrante sentire Viva San Marco, qui lo studio ha riecheggiato questa voce e sicuramente abbiamo provato una sensazione. E immaginarsi magari centinaia, migliaia di soldati che prima di affrontare la battaglia gridavano così, evidentemente era una cosa che dava un senso di appartenenza. Quel senso di appartenenza, Dorella, che oggi dovrebbe tornare magari anche per il popolo veneto, cioè ci vuole il risveglio di questa coscienza di appartenenza. Beh, certo, diciamo ogni popolo di tutto il mondo, se conosce bene la sua storia, può anche ragionare meglio con la storia degli altri, nel senso che quando tu conosci la tua, sai le tue origini e rispetti anche le origini degli altri. Venezia stessa aveva tantissime razze, parliamo quasi di 35 razze e non c'era nessun problema. È che loro dicevano tante razze, una bandiera. Quindi già si capiva, insomma. Sì, infatti i gesti di eroismo degli schiavoni cioè, fanno parte ormai hanno diciamo, scritto pagine e pagine di storia, perché comunque erano anche la prima linea, quindi gente fedele ad una patria che non era la loro, però si sentivano identitari. Era abbastanza loro, se pensa che è stato 900 anni sotto la Repubblica, anzi sono stati prima di noi veneziani, molto prima di noi, hanno circa 400 anni in più. Quindi in realtà i concetti sono diversi attualmente, però il concetto è che quando tu conosci bene la tua storia e sei attaccato alla storia del tuo territorio, conosci bene il tuo territorio, rispetti anche quello degli altri, perché rispetti la storia degli altri. E quindi è normalissimo. Poi è chiaro che un territorio come il nostro, che ha avuto per 1100 anni e per secoli uno Stato che sostanzialmente ha molto fortemente caratterizzato questo territorio, è chiaro che l'autonomia dovrebbe essere una cosa già scontata, dovrebbe esserci sempre stata, ma già da subito, diciamo. Comunque effettivamente mi ricordo che è stato nostro ospite uno storico che ci ha raccontato che in effetti in alcune regioni, diciamo, della ex Jugoslavia si studia la storia della Repubblica Veneta, perché effettivamente il territorio è stato, come dire, Venezia è stata presente per centinaia di anni, ha lasciato il marchio, ha lasciato la sua impronta di democrazia. Difatti aggiungo l'ultima cosa, adesso le farò sentire l'urlo che fa il reggimento, cioè nel senso i reggimenti veneti dicevano la località e una parola in latino che vuol dire fedele a, cioè fedele alla Repubblica. Allora l'ufficiale diceva, reggimento al grido, Tarvisio, Fidelis!
Tarvisio! Fidelis! Tarvisio! Fidelis! E per 3 volte dicevano fedele. Fusil per terra! 1! Quindi già questa è la parola stessa, fedele. Cioè, Esatto. Bene, bene, era un bene. concetto di fedeltà. Benissimo. Ecco, poi quando lei, Dorella, ha citato la difesa di Verona e la famosa bombarda che ha fatto esplodere la casamatta, che era diciamo, il deposito della polveriera, diciamo, della Repubblica di Venezia, ho letto un articolo in cui c'è questo diciamo, capitano, adesso non mi ricordo se era un capitano o un soldato, che descriveva proprio lo strazio di questi ragazzi che difendevano la polveriera, che erano morti a centinaia proprio perché stavano difendendo. Sì, in realtà, cioè, era in realtà non erano una polveriera, in realtà erano la colonna veneta cerca di intercettare la colonna francese sostanzialmente, che attraverso il generale Maffei arrivava su da Salò, che avevano vinto contro i francesi. Sostanzialmente i francesi si incontrano e tra lo scontro, che soprattutto la prima parte va a favore dei veneti, con un solo colpo di cannone i francesi, ma quello succede nelle classiche cose della guerra, che c'è sempre il momento particolare, con un colpo fortuito praticamente prende la polveriera, nel senso erano i carri a traino messi in un dato posto e questo provoca 105 morti subito. Lo sbandamento completo perché l'esplosione è molto grande e quindi loro caricando smontano la linea veneta. Però Beggiato, effettivamente notiamo un popolo, un esercito fedele alla Repubblica, quindi fedele alla bandiera, che si batte anche, diciamo, quasi fino all'ultimo secondo. Pensiamo, ipotesi, all'ultimo morto dell'ultimo secondo prima che ci fosse diciamo, la pace, e invece un Senato di fatto che aveva già ceduto le armi. Sì, la storia sarebbe lunga da raccontare ed è difficile sintetizzarla in pochi secondi. Però c'è un dato che io ritengo particolarmente interessante anche nei nostri giorni, cioè che la Repubblica cade il 12 maggio 1797 e nelle bocche di Cattaro, quindi siamo a pochi chilometri dall'Albania, giusto per capire le dimensioni, a Perasto la bandiera con il leone di San Marco continua a sventolare fino al 23 agosto 1797. Quindi nelle bocche di Cattaro c'è una specie di enclave della Repubblica Veneta che continua a esistere per oltre 3 mesi dalla caduta della Repubblica stessa. Quindi vi rendete conto di quali erano i sentimenti di queste popolazioni di assoluta fedeltà? Il testamento di Perasto è un documento di una intensità e di una commozione straordinaria se lo leggiamo. Ed è tanto più interessante se pensiamo dove si trova Perasto, ripeto, quasi all'Albania. Questo fa da contrasto a tutti quei storici e intellettuali e pseudo-intellettuali che pretendono di presentare la Repubblica Veneta come la dominante, come una entità che è stata sopportata, eccetera, eccetera. Niente di più falso, perché ci sono decine e centinaia di esempi di fedeltà assoluta alla Serenissima Repubblica Veneta e al gonfalone del Leone di San Marco, da Salò a Perasto, quindi dalla Lombardia Veneta all'Albania Veneta, come si chiamava all'epoca. Ecco, bene, allora cambiamo un po', entriamo un po' nella politica, visto che comunque Beggiato un breve accenno l'ha fatto. Simonetta Rubinato, lei è presidente di questa associazione Veneto Vivo, mi piace il termine vivo, cioè nel senso diamo anche un senso certe volte ai nomi, ma perché bisogna lottare per avere questa autonomia? Come mai, diciamo, il popolo veneto, come ha detto Beggiato, ha dovuto lottare centinaia, decine e decine di anni per avere ecco, affermare questa coscienza? Beh, dobbiamo un po' ricordare qual è la storia dello Stato italiano, come nasce, e almeno quella parte che ci hanno fatto conoscere nei libri di storia. È uno Stato molto centralista. Prima è stato letto il passaggio del deputato, del senatore di Montebelluna, 1920. Avevamo uno Stato molto inefficiente, l'unificazione non era stata fatta in modo rispettoso delle varie realtà della penisola, molto inefficiente, molto centralizzato. L'idea stessa, poi la paura, la retorica dell'unità
che doveva, come dire, tenere insieme un paese che si temeva senza questa centralizzazione non sarebbe stato una vera nazione, perché in realtà c'erano diverse identità lungo lo stivale. Proviamo a pensare a cosa poteva essere, non so, il popolo siciliano piuttosto che il popolo napoletano, oltre che il popolo veneto, no? E quindi poi addirittura arriviamo al fascismo, che ovviamente il fascismo per natura è uno Stato centralizzato, oltre che una dittatura, e quindi arriviamo alla Carta Costituzionale finalmente nel 1948, che non a caso, quindi veniamo da uno Stato come questo, in cui a nessuno è stato donato, come dire, l'autonomia, l'autogoverno. E soltanto con un po' prima della Costituzione, la Sicilia per esempio riceve l'autonomia. Poi in Costituzione vengono, come dire, consolidate le 5 autonomie speciali e i costituenti, che hanno ben presente la dittatura fascista, lo Stato centralista, inefficiente anche precedente allo stesso fascismo, fanno una cosa secondo me rivoluzionaria. Decidono a un certo punto, una parte di loro, c'è una grande discussione intorno al tema dell'autonomia e del federalismo della Repubblica che deve nascere, decidono a un certo punto, qualcuno di loro, i più illuminati, secondo me, riescono, dal titolo quinto della Costituzione dove si parla delle autonomie, riescono a portare nei principi fondamentali, cioè l'articolo 5, i principi fondamentali sono la base della nostra Costituzione, sono i valori che tengono insieme la Repubblica, non lo Stato italiano, la Repubblica che è una cosa diversa dallo Stato, perché comprende anche le autonomie speciali, riescono a mettere all'articolo 5 il principio che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e deve anche per i servizi che vengono erogati dallo Stato promuovere il maggiore decentramento possibile. È il rovesciamento dello Stato precedente, perché sostanzialmente dice si parte dalle autonomie per arrivare allo Stato e non dallo Stato verso il basso. È un principio rivoluzionario tradito, direi fino ad oggi, nella nostra Repubblica, dalle istituzioni soprattutto statali, dalle forze politiche anche nazionali. Quindi noi dobbiamo, al di là del 116 terzo comma attivato con il referendum, il vero tema è che lo spirito costituente è un principio fondamentale, viene dopo l'articolo 1, l'articolo 2, la libertà degli individui, l'articolo 3, l'eguaglianza, l'articolo 4, il diritto al lavoro, ma il dovere di contribuire al bene della Repubblica, viene l'articolo 5, cioè come ti devi, tutta la seconda parte della Costituzione, tutto l'ordinamento della Repubblica deve essere volto a favorire l'autonomia e l'autogoverno. Questa è quindi una battaglia che secondo me riguarda molti popoli italiani, ma per rendere più forte secondo me la Repubblica. I costituenti lì in quell'articolo hanno detto l'unità di questo Paese si preserva attraverso la valorizzazione dell'autonomia e dell'autogoverno dei popoli della penisola, non al contrario mortificandoli. Per cui quando nel 2017 abbiamo finalmente potuto votare, grazie al fatto che la Corte Costituzionale, che non è mai stata particolarmente favorevole a una interpretazione favorevole alle autonomie delle norme della Repubblica, troppe volte la Corte Costituzionale ha interpretato in maniera restrittiva a danno delle autonomie locali e a favore dello Stato centrale, norme che invece l'articolo 5 imponeva alla Corte Costituzionale interpretare in modo invece molto più aperto e verso il decentramento. Però infatti ci sono state 2 sentenze che hanno impedito un referendum consultivo analogo nel 92 e nel 2000. Ecco perché io, nel momento in cui ho visto la pubblicazione della sentenza del 2015, che la Corte ha dato la possibilità del referendum consultivo ai veneti, concedendolo così sostanzialmente anche ad altri popoli lungo la penisola, perché quello è stato un precedente ma voluto dal Veneto, dopo 3 volte che lo chiedeva, in questo siamo stati avanguardia, la Corte Costituzionale ha concesso questo passaggio. Io prima sottolineavo l'importanza del referendum consultivo, perché un grande giurista come Carlo Mezzanotte diceva che nei referendum consultivi c'è come una quasi apparizione di potere costituente. Cioè, mentre il referendum abrogativo è un referendum che dà al popolo solo di scegliere se una norma deve restare in piedi o essere abrogata, poi il Parlamento può anche ricostruirla in modo diverso. Il referendum consultivo è un atto di un indirizzo politico incredibile che vincola poi la politica, perché dà l'indirizzo.
Tale è la Brexit, un referendum consultivo, e vediamo cosa sta succedendo. Bene, prendendo spunto Rubinato da quello che mi piace molto quello che ne ha affermato, questo valore costituente. Bano, però invece la politica mi pare che ne sta un po' tenendo poco conto di questa forza costituente. Ma infatti il referendum in teoria è un istituto di partecipazione popolare dove la gente può liberamente esprimersi. Il problema è che noi siamo da soli, abbiamo contro tutti perché è palesemente disatteso, ma viene disatteso in tutte le forme. Cioè noi siamo andati alle urne con il 22 ottobre del 2017, ci siamo autodeterminati, abbiamo fatto una scelta di incominciare un percorso autonomista con maggiori competenze. Però lo Stato centrale cosa fa? Invece di prenderne atto e incominciare un percorso insieme alla Regione, disattende e fa melina anche adesso che in teoria dovremmo avere un governo, tra parentesi, amico, perché purtroppo bisogna che ce lo mettiamo in testa. Noi veneti, a prescindere di qualsiasi colore politico, adesso mi ci metto anch'io perché faccio l'amministratore, ma prima di tutto sono un politico, abbiamo contro tutti, cioè nulla da fare. Cioè noi qualsiasi percorso possiamo fare con dei partiti nazionali è un percorso, dal mio punto di vista, che non ci dà molte possibilità. Noi siamo dei mediatori all'infiniti, abbiamo un ministro per le autonomie e gli affari regionali, ma vedete quello che sta succedendo a Roma? Cioè, una delle prime cose che i parlamentari veneti dovevano fare, incominciare questo percorso, è stato spostato da ottobre a gennaio, da gennaio a febbraio, da febbraio a marzo e siamo ancora qua a discuterne e non ne stiamo venendo fuori. Cioè, è veramente, io sono molto deluso, ma sono molto deluso perché purtroppo il governo sta facendo la cosa peggiore che può fare a una regione, a un popolo, perché io mi considero comunque che faccio parte di un popolo veneto, e sta come sempre, è inutile che ci nascondiamo, ci sta prendendo in giro, cioè sta facendo per i propri interessi centralisti, sta facendo orecchie da mercante, quindi ha detto voi andate pure a votare. È previsto per la Costituzione che potete esercitare il diritto del referendum consultivo, che non è vincolante. Tanto dopo a Roma decidiamo noi. Io rimango abbastanza basito, ma rimango abbastanza basito anche dei miei esponenti politici. Però Beggiato, Bano, cioè, effettivamente questo è un concetto interessante, quindi la Rubinato ha detto, Beggiato mi segua nel ragionamento, l'avvocato Rubinato ha detto lo Stato centralista conseguenza di un fascismo accentratore. Siamo tornati ancora in questa forma, diciamo, di accentramento, usiamo questo nuovo termine, ma siamo antipatici noi veneti al resto d'Italia. Siamo comodi. No. Facciamo comodo. Beh, intanto bisogna dire che c'è un dato da sottolineare, che la Costituzione autonomista in qualche modo entra in vigore nel 1948. 1948. Prevede le regioni vengono istituite nel 70, quindi esatto. Partiamo già con 22 anni di ritardo rispetto a una Costituzione. E già questo è indicativo di un certo andazzo. Poi, oltre a questo, parliamoci chiari, c'è un problema prettamente economico, perché la sollevazione del Sud e di docenti universitari è data da questo terrore che hanno, che qualcuno parla di secessione dei ricchi, che è un'espressione infelicissima. È indecente, parliamoci pure, perché il Veneto, altro che secessione dei ricchi, qui siamo la prima regione per numero di suicidi, siamo una delle prime regioni che vede i migliori giovani che vanno all'estero, abbiamo i nostri anziani che fanno fatica a arrivare a fine mese con le pensioni da fame che prendono e hanno il coraggio di parlare di secessione dei ricchi.
proprio è una cosa inaccettabile. E quindi c'è questa resistenza che oltre per conto mio è soprattutto all'interno dei ministeri romani, perché parliamoci bene, la politica ha una colpa importante, ma la colpa principale è soprattutto della grande burocrazia, dei grandi dei ministeri. Rubinato, e quindi quest'area di Roma non fa molto bene neanche alla Lega, no? Cioè, all'estremo, quest'area sembra... Diciamo che la Lega purtroppo in questo momento all'interno del governo è una forza in qualche modo minoritaria, perché i numeri del Parlamento anche all'interno del governo stanno dalla parte dei 5 Stelle. Sentiamo la bilancia adesso si sta un po'... Beggiato, sentiamo la Rubinato su questo argomento. Dai. Allora, innanzitutto si stanno facendo molti errori per come si sta impostando la questione sul piano politico. Allora, i veneti hanno dato un segno fortissimo col referendum, perché 2.300.000 sì, e questo non se lo potrà dimenticare nessuno, anche se cercano di nasconderlo, di dire che è un referendum consultivo. No, il referendum consultivo ha dato un mandato chiaro, trasversale, perché se avessero votato solo la Lega, non saremmo arrivati neanche al quorum, perché Zaia ha preso 1 milione di voti alle ultime regionali. Ma anche avessero votato i 5 Stelle, sono altri 350.000 voti. Per arrivare a 2.300.000 voti, il voto è stato trasversale, è un voto dei veneti. Nessuna forza politica se ne può paradossalmente appropriare. Il che vuol dire, e non deve, il che vuol dire che, primo punto, chi vuole parlare di secessione dei ricchi parla di ricchi del nord e di poveri del sud. Allora, il Veneto è penalizzato da questa lettura, perché tutti i dati economici vedono il Veneto penalizzato al nord, perché i numeri del Veneto sono i numeri di una regione che ha la spesa pubblica più bassa, che eroga, non so, ecco, nella scuola la spesa pubblica media per studente è la più bassa d'Italia, cioè viene finanziata la scuola in Veneto meno che in tutte le altre regioni d'Italia. Dico solo che a Bolzano il costo medio di spesa per studente in spesa pubblica per studente sono 11.000 euro circa, in Veneto sono meno di 4.000 euro. Quindi prima cosa, ragionare di nord non ci aiuta, aiuta chi vuole fermare il percorso. Seconda cosa, non si considera a sufficienza la specificità del Veneto, lo dico anche alla politica che oggi è a Roma, e non ci sono più, se ci fossi lo direi. Il referendum in Lombardia non ha dato il risultato del Veneto. Esatto. Questa cosa è importante perché dice di una specificità. Ci sono in Veneto, è l'unica regione, tra 3 autonomie speciali, anzi 4 se consideriamo anche la Carinzia, ci sono in Veneto 17 comuni che hanno votato referendum per andarsene, la migrazione dei comuni, ci sono migrazioni di studenti, da noi ci sono addirittura le migrazioni di comunità, una è già andata dall'altra parte, Sappada. Le altre regioni non ce l'hanno questo tema e potrei andare avanti a lungo. Allora il tema è che se tu metti insieme e ti fai forza di essere Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che cosa succede? Che è il motore economico del paese. Tutte e 3 hanno diritto, secondo me, ed è bene che lo facciano, e chiedere maggiori forme di autonomia. Ma il tema del Veneto è specifico. Cosa succede a Roma? Che nei ministeri, al sud, vedono il Moloch di 3 regioni così importanti che si porteranno via quantità importanti, anche se sono i soldi spesi oggi, niente di più, costo storico vuol dire questo, però porti via potere dal centro, da Roma, ne porti via tanto perché sono le 3 regioni principali, più forti economicamente. Ora bisogna far capire al resto del paese che le 3 regioni locomotiva hanno bisogno oggi, per continuare a essere locomotiva, degli strumenti che hanno le altre regioni leader in Europa con cui devono competere. Quindi dare autonomia a queste 3 regioni significa aiutare, tra virgolette, la mucca italiana a fare più latte per poter anche fare redistribuzione. Se no, semplicemente il paese va verso la povertà e il declino generale, non che si arricchiscono al nord e si impoveriscono al sud. 2, il sud deve, accettare la sfida del riscatto, perché ci sono regioni ricchissime al sud, a cominciare dalla Sicilia, per cui io credo che veramente l'autogoverno, i costituenti, quelli che c'erano quella volta, lo pensavano soprattutto per le regioni del sud, e quindi è una sfida
che la politica, perché qui c'è sì Palazzi Romani, ma le forze politiche nazionali che hanno interessi lungo tutto lo stivale che non fanno il suo lavoro. Quindi, e chiudo davvero, il mio auspicio è che quel referendum, poiché è costituente, se non avrà risposta con questo governo, ce l'avrà comunque anche con altri governi, certo. perché nascerà, da quel referendum nascerà un movimento veneto territoriale per l'autonomia. Sicuramente una pietra miliare in questo percorso, un riferimento molto importante dal punto di vista proprio giuridico. Allora Elisa, abbiamo sempre ancora un po' di pubblicità? Sì, è il momento della pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, sempre in diretta. Ben ritrovati, siamo di nuovo in diretta, sono le 21:52, prima di proseguire è il momento del nostro sponsor ufficiale, Exo01. È una società di comunicazione che si occupa di valorizzare le attività delle imprese. Non produciamo solo siti, grafica e molto altro, ma siamo vicini all'imprenditore proprio per valorizzare la sua immagine, mettendo a disposizione tutti i canali mediatici, TV, giornali e social. Accendere i riflettori sulla tua azienda ti permette di avere visibilità e rimanere competitivo sul mercato per sbaragliare la concorrenza. Se vuoi essere unico, affidati ad Exo01. Bene, grazie Elisa. Adesso allora prendiamo Giustina Ranieri, che è una famosissima attrice veneta e ci delizia con la sua performance. Diciamo al nostro regista Marco di mettere la base, prego. Ranieri, se si vuole alzare, ci vuole un po' raccontare che cosa sì, ci vuole deliziare? Allora abbiamo parlato di emigrazione e io voglio tornare indietro, voglio tornare al 1896. Adesso quello che vi farò ascoltare è una poesia di Berto Barbarani, un poeta veronese, che tratta il dramma dell'emigrazione veneta dopo il 1866. Quando a causa delle onerose tasse imposte dal nuovo Stato italiano, le nostre popolazioni venete si sono trovate ad un bivio: rimanere e morire di fame, o andare ad emigrare alle Americhe in cerca di fortuna e nell'ignoto. Signori, vi faccio ascoltare I va in America di Berto Barbarani. Fulminai da un fraco de tempesta, l'erba del pra per una metà passia, brusà a vigna da maiatia, che non ha 6 viani mai de pestà. Ipoteca tutto quel che resta col formento che va alla carestia. Ogni paese gas o agonia e famiglie un pea grosso a testa. Crepà vacca che da sé al formaio, morta donna a partorire a fioia, a festa
tu ti sarai dentro un'osteria, con gran pugno battuto la toia, porca Italia, in bestema. Daremo via. E si conta tra le ore. 1, 2, 3. In quanti siano che col far fagotti? Appena in 10. Resto se donne coi putini in braccio, o vecchi coi putei a drio. Ma a star qua non se magna, pardio. Bisognerà pur farlo sto gran passo. Se l'inverno arriva col gran giasso, pori noi altri. E gliene fa un desio. Dentro l'ottobre carghi dei fagotti. Dopo aver fusiato 3-4 gotti, con testa fulminata, imbriagata, mi si dà 2 strucconi tra di loro e tontonando i ciappa sua strada e va in America. Questo, signori, è il dramma delle nostre genti dopo quel famoso 1866. A voi Bene, grazie. la giusta conclusione. Grazie Giustina Renier. Bene, grazie ancora. Quindi effettivamente ricordiamocelo sempre che il popolo veneto comunque ha dovuto subire, come diceva la Renier, l'incognita, l'ignoto, partire, diciamo, oggi le generazioni di oggi stanno vivendo a qualcuno dei giovani però di andare all'estero, però sembra quasi un po' un divertimento, voglio imparare l'inglese, ma ricordiamoci cosa doveva essere 150 anni fa, partire con niente, non c'era la cultura, beh, conosco la geografia, prendo, parto, so dove vado, non c'era niente, veramente, e il popolo veneto per orgoglio ha fatto anche questo, quindi ricordiamoci anche di questo aspetto. Siamo in chiusura. Posso aggiungere un'ultima cosa? Sì. Però certo. devo dire soltanto che ad esempio in Brasile c'è una comunità veneta che è grandissima e hanno fatto tante cose e sono riusciti a tenere la loro identità, la loro lingua, il loro italiano, loro lo chiamano italiano, e sono rimasti sempre veneti nonostante dove andavano, perché io sono convinta che noi abbiamo una grande forza e un grande orgoglio e siate orgogliosi di essere veneti, che questo è il primo passo, oltre che noi dobbiamo portare avanti la nostra cultura, la nostra lingua, la nostra storia, è questo che porta all'autonomia. Se noi non sappiamo, se noi non conosciamo il nostro passato, non sappiamo le nostre tradizioni e non siamo orgogliosi di essere veneti, non riusciremo mai a fare niente. D'accordissimo. Leggiamo velocemente 2 messaggini che sono arrivati. Interessanti. Il primo ce lo manda Cristiano, il nostro carissimo telespettatore, che ci dice: quando arriva Zaia in trasmissione per l'autonomia? E poi, naturalmente, vogliamo l'indipendenza, da Giovanni. Va bene, Zaia l'abbiamo già invitato, chissà cosa potrebbe succedere. Ecco, adesso io saluto gli ospiti, però chiedo a Luciano Dorella se è possibile chiudere la trasmissione con il saluto che abbiamo detto prima, viva San Marco, perché adesso io saluto gli ospiti e poi Dorella le possiamo lascio. farlo anche tutti insieme, visto che benissimo, siamo tutti va veneti. bene, d'accordo. Di solito l'ufficiale di linea chiamava per 3 volte, per terra e per mare, e poi il popolo o l'esercito rispondeva a San Marco per 3 volte. Va bene, allora io adesso enuncio gli ospiti e poi facciamo... Certo. Allora ringrazio Simonetta Rubinato, Presidente dell'Associazione Veneto Vivo. Grazie a voi. Marcello Bano, Vicepresidente della Provincia di Padova della Lega. Grazie a voi. Giustina, abbiamo Ettore Beggiato, storico. Grazie. La Giustina Renier, attrice dell'Associazione Incantarte, nonché Vicepresidente del 16° Reggimento Treviso. E da ultimo, ma non per ultimo, Luciano Dorella, Presidente del 16° Reggimento Treviso. Luciano, a te. Grazie di tutto. Allora, Popolo e San Marco, tutti insieme. Per terra, per mar! San Marco! Per terra, per mar! San Marco! Per terra, per mar! San Marco! Visto che ci siamo riusciti. Grazie, grazie.
Alla prossima.